A Manhattan di New York si è svolta la 79esima parata del Columbus Day, la più grande celebrazione negli USA della cultura e della tradizione italoamericana. Lungo la Fifth Avenue a Midtown, immersi tra le bandiere italiane, c'è stata una lunga sfilata di rappresentazioni culturali del mondo del teatro, della musica, del mondo americano-italiano, tra questi anche una delegazione della nostra città, con il gruppo folcloristico Fiori del Mandorlo, ben presente con i suoi fondatori Filippo Mandracchi e Tiziana Barone. Insieme al gruppo, il giorno della sfilata, anche il ministro della cultura italiano Gennaro Sangiuliano, che ricordiamo ha nominato la nostra città capitale della cultura 2025. Anche il governatore della città di New York, Katie Hochul, ha voluto personalmente conoscere i rappresentanti del gruppo siciliano Fiori del Mandorlo, postando anche una fotoricordo della giornata memorabile. In segno di accoglienza il gruppo si è anche esibito durante la sfilata del Columbus Day per salutare i tanti presenti, esibendosi sul gran tappeto rosso della Quinta Avenue. La manifestazione è proseguita con la prestigiosa esibizione al concerto di New York Canta, svoltasi all'Ocean Theatre di Brooklyn, uno dei più famosi del posto, che ha visto l'esibizione di tanti VIP italiani della musica come Noemi, Vazzanicchi, Salvaggio, Salva Lentinetti, vincitore di The Voice America. Il concerto è stato anche ripreso dalla RAI. La giuria è stata presieduta dal disc jockey Claudio Cerchetto. New York Canta è l'unico talent show mondiale che dà la possibilità a tanti artisti emergenti di esibirsi al mondo intero. Il gruppo agrigentino Fiori del Mandorlo si è anche esibito all'accoglienza prima del concerto davanti al teatro di Brooklyn e ha anche successivamente premiato sul palco la vincitrice di New York Canta, la giovanissima Kimono, che ce l'ha fatta tra i 12 partecipanti al concerto con il brano musicale in ostaggio e che ha già partecipato a X Factor.